mia lingua. La 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 mia lingua. Per me la lingua corsa dunque è la mia identità culturale praticata. Quando è che voi avete imparato a parlare corso? Beh, invece sono stata arrivata a Peminana dopo la morte di mamma, dunque c'era mia di babbo in casa e parli sempre in corso. E dunque ho imparato così, con babbo e mia che parlano in corso, con i suoi di Minana che parlano in corso tra ieri, di sicuro. E poi, ma da fa praticare in babbo, perché babbo io invece sempre il liceo di grammatica e tutto era un po' difficile. Dunque, quando tu sei zitto, vuoi fare, e dunque per me era più facile in anziano. E poi dopo in corte ho imparato a scrivere in corte invece. Siamo andati al liceo, il liceo di corso al liceo, ma non sapevo scrivere in spagnolo invece corso. E poi in corte ho imparato a scrivere davvero. Invece i titoli che sono all'insist sono meglio scrivere che me in terminale. Quando la dublate a lingua corsa? Sono professore di corso, dunque al collegio in cui mi alleno, ma tra professori, tra gente che conosco in città, in paesi, dappertutto. Per me è più che bilinguismo, è 2/3 di un tempo di comunicazione invece. I 2/3 è fermo un terzo per francese. Ecco. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? Questa lingua corsa per me rappresenta una personalità doppia, dire che un po' su un po' senza parlare in corso e non si può staccare la lingua corsa di la sul mondo. Come dite la bene di la lingua corsa? Per me è doppio, enfin, ci sono due acchisi, prima acchiso è un acchiso pessimo, vuol dire che si innamora, più magari tutti gli sforzi politici, tutti gli sforzi che devono fare in istituzioni. No, quanto a me lo sforzo è un daro. Ma vedendo un po' ciò che si passa con l'arameano, per esempio, si vede che l'arameano ripete la forza a vale. I famiglie che sono allontanati perché ogni volta che tu c'è, a caso lingua è persa, cercano di rinviare. Dunque, mi sforzo un po' a pensare che adesso è così corso. Una volta che avremo tocco fondo, non si negherà mai, ma per avanti siamo in un periodo difficile. Ecco.